Le posizioni sembrano avvicinarsi giorno dopo giorno, complice probabilmente l'andamento della curva epidemiologica. Del resto i colonnelli del PD in terra veneta, i sottosegretari Achille Variati e Pierpaolo Baretta lo hanno detto fin da subito: ok alla riapertura, ma l'ultima parola spetta alla scienza. Lo stesso Zaia nel punto stampa odierno ha ribadito la volontà di collaborare, nessuna fuga in avanti pare di capire, almeno al momento. Regione e governo quindi sono al lavoro. Io penso che quindi è una trattativa giusta, necessaria, bene che sia fatta insieme, che non ci siano stop and go, passi in avanti, passi indietro autonomi. Sono fiducioso che si possa fare un percorso guidato. Due i punti principali attualmente sul tavolo. Le risposte arrivano di giorno in giorno, non ci sono date magiche. Certo, i due problemi principali che noi abbiamo sono: che risposta diamo al commercio, quanto possiamo anticipare al massimo l'apertura del commercio, intendendo negozi, eccetera, compreso in questo senso anche la parte dei servizi alla persona, e l'altro, che per il nostro territorio è altrettanto importante, quando possiamo aprire le spiagge e la stagione balneare. Altro fronte caldo, quello del decreto maggio, 55 miliardi di euro, provvedimento che finalmente dovrebbe vedere la luce entro il fine settimana. Penso stiamo realisticamente, si può dire che in settimana ce la facciamo. C'è un'ipotesi anche di domani sera, ma insomma non stiamo a fare promesse, l'importante è che lo si faccia bene, lo si faccia in questi giorni, in modo tale che poi, diciamo, dalla settimana prossima sia operativo e possa risolvere una parte dei problemi difficili che abbiamo.